per la Romea commerciale? Qual è? Io credo che siamo ormai arrivati al punto di partenza. Credo che per maggio o giugno la Romea andrà in CIP per l'approvazione, quindi pronti via. Chioggia da questo ne usufruirà in maniera diretta, avendo previsto e inserito nell'ambito del progetto 2 bretelle per Chioggia, il completamento dell'Arzarò e dall'altra parte la bretella, chiamiamola la circonvallazione, che permette di entrare, partendo da Cavarzer, che permette di entrare, di fare la terza entrata a Chioggia. Quindi bene, solo che positivo. Io spero che riusciremo in qualche maniera con questo, ma soprattutto con l'affetto dei cittadini, a vincere anche Chioggia. E poi la questione portuale. Guardate, sulla questione portuale la mia sensazione è questa, la mia idea è questa, che abbiamo una grandissima opportunità davanti. Se noi mettiamo in rete senza farsi concorrenza, ma ognuno che apporta il proprio know-how, le proprie esperienze, possiamo fare sul serio la concorrenza ai porti del nord, ai grandi porti di Rotterdam e Anversa. Questo è lo scenario, perché? Perché le merci possono arrivare nel cuore dell'Europa con 5 giorni di anticipo se usano i porti del nord Adriatico. Questa è la scommessa, si può vincere.